Buongiorno da Taglio di Po con il vice sindaco Matteo Sacchetto che oltre ad essere vice sindaco è anche assessore ai lavori pubblici e dell'urbanistica. So che c'è stato un incontro importante a Venezia, a Palazzo Balbi, e si è parlato di Romea commerciale. Quali novità ci sono, assessore? Allora, siamo stati chiamati a raccolta, diciamo così, dall'assessore regionale De Berti, assessore alle infrastrutture, proprio per parlare di Romea. È riconosciuta la strada più pericolosa del Veneto, dicevano peraltro lui non è che una delle più pericolose d'Italia. L'assessore De Berti è stata chiara, si riparte da zero, tanti sono stati i progetti, tante sono state le idee per riuscire a risolvere il problema, soprattutto per la messa in sicurezza della Romea, tante sono state le eventuali variabili, ma in questa occasione l'assessore De Berti ha voluto far ripartire dal via una proposta che sia condivisa anche con le altre regioni, in particolar modo l'Emilia Romagna, per le quali appunto passa la Romea. Questo perché? Perché comunque è inaccettabile avere al giorno d'oggi una strada, questo tipo di corridoio come è stato definito, con questa così alto tasso di mortalità. Quindi i progetti attuali di messa in sicurezza verranno portati avanti e inoltre verrà posto all'attenzione del governo anche gli ulteriori progetti per la messa in sicurezza. Ecco, si parla di un progetto importante di qualche miliardo di euro, quindi decisamente sarà una decisione da parte del governo. Però andiamo nello specifico di Taglio di Po, visto che parliamo di ANAS e parliamo di Romea. Come siamo messi con la famosa rotonda per la zona industriale? Allora, io in realtà ho partecipato a questo incontro per capire ovviamente qual è l'intenzione della regione, qual è l'intenzione della regione da portare al piano nazionale del governo. Ma soprattutto il mio occhio era rivolto proprio ad ANAS. Fortunatamente erano presenti i responsabili di ANAS a livello nazionale, ma anche i responsabili dei progetti del Veneto, al quale mi sono subito rivolto per avere un sollecito riscontro a tutte le domande che Taglio di Po sta ancora aspettando sulla Romea. Stiamo aspettando documentazione che deve essere condivisa con il comune, con il consorzio di bonifica e con altre parti sociali, per far sì che finalmente venga portato in consiglio comunale la variante al piano degli interventi. Da lì partirà l'iter finalmente per la realizzazione di questa Romea. Aspetteremo i risultati per quanto riguarda la Romea, nel senso di questo ampliamento importante ed imponente. Invece, cronoprogramma secondo lei per quanto riguarda la variante e la rotonda sulla zona industriale? Io ho, in maniera molto arrogante, se volete, ho dato al dirigente con cui ho parlato un mio cronoprogramma. Gli ho detto che fra 10 giorni lo ricontatto, perché è già passato troppo tempo, non intendo attendere altro senza avere una risposta. Mi rendo conto di essere un po' fastidioso, ma se non si insiste su queste cose ritengo che non si riesca ad arrivare a nessun risultato. Fra 10 giorni, se prima non ho avuto altre risposte, sarà mia cura chiamare il dirigente per avere un riscontro a quello che è stato. Credo che questo tipo di attività venga fatta proprio sul essere presenti sui tavoli che contano, perché altrimenti se no restano ancora progetti irrealizzati. Quindi secondo lei entro il 2024 cominceranno i lavori? Per arrivare ai lavori l'iter è molto più lungo, quantomeno io vorrei arrivare ad avere la variante al piano degli interventi. Da lì l'iter dovrebbe essere, e uso ovviamente il condizionale, dovrebbe essere in discesa.